Il campo poi dice sempre la verità. Avevamo le polveri bagnate oggi, quindi abbiamo avuto diverse occasioni, potevamo fare gol, non ci siamo riusciti, però mi tengo la fase di non possesso, mi tengo che siamo stati dei baluardi comunque, una squadra deve anche saper soffrire, oggi abbiamo sofferto e quindi soffrire è importante e quando sai soffrire poi farai bene e sono sicuro che dalla prossima iniziamo a fare anche gol perché dobbiamo sbloccarci. Magari abbiamo alzato qualche giocatore in più, arrivavamo anche da dietro, quindi facevamo a doppia superiorità numerica, ci siamo riusciti bene. Abbiamo creato, ripeto, diverse occasioni, anche Manu è entrato bene, sono ottimista, sono fiducioso perché i ragazzi comunque hanno dato una buona prova contro un avversario che comunque sarà difficile in questo campo, è la loro forza, si sono difesi bene e hanno giocato anche, faccio i complimenti all'avversario perché comunque è anche giusto quando c'è un avversario che ti dà filo da torcere, è anche giusto fare i complimenti a loro, però noi sappiamo quello che dobbiamo fare già da domani iniziamo a lavorare su quello che dobbiamo migliorare. Se c'è una di quelle cose che oggi mi danno più fastidio è non essere riuscito a regalare una vittoria a loro, perché oggi la volevo dedicare proprio a loro e questa è una di quelle cose che mi lascia e mi fa stare ancora molto più arrabbiato. Però sono sicuro che domenica li voglio vedere felici e dobbiamo regalargli questa vittoria perché oggi sono stati vicinissimi alla squadra, sono venuti in ritiro dove eravamo noi e volevamo a tutti i costi regalargli questa vittoria. Non ci siamo riusciti, però domenica devono darci una mano loro e poi alla fine festeggiare insieme. Però c'è un detto che dice che quando non possiamo vincere l'importante è non perdere e va bene così, una squadra deve anche saper soffrire. Abbiamo visto nella prima partita Macaulay Crisantos, quando sarà il suo momento immagino pratiche burocratiche, anche perché questo Marsala serve un attaccante in più di esperienza. È arrivato ieri, quindi diamogli il tempo di firmare, già comunque è ufficiale. È un giocatore che ci darà una grossa mano, un giocatore esperto, un giocatore che comunque conosce bene questa categoria, ha fatto anche categorie superiori e ci darà anche lui una grossa mano come tutti gli altri, perché oggi i ragazzi che ha giocato dall'inizio e chi è entrato sono soddisfatto di tutti. Dobbiamo migliorare un pochettino di più perché siamo stati un po' lenti sulla manovra il primo tempo. Abbiamo avuto anche un po' paura nel giocare e quindi questa è una cosa che non perdono assolutamente perché non dobbiamo avere paura, che se abbiamo paura di giocare facendo il nostro lavoro c'è qualcosa che non va, quindi dobbiamo subito immediatamente scrollarci questa paura di giocare perché dobbiamo avere la personalità di provare quello che facciamo durante la settimana e poi allora se sbagliamo mi assumo io le responsabilità, però i ragazzi oggi non posso dire niente perché hanno dato tutto e quindi quando danno tutto io i miei ragazzi li ringrazio sempre e oggi si meritano i miei ringraziamenti i ragazzi. Ognuno gioca con le proprie armi. Loro spezzettavano sempre il gioco, io non lo volevo dire però me l'hai detto tu e quindi mi accodo. Loro spezzettavano spesso il gioco e sono stati bravi perché comunque nei momenti cruciali quel minuto che ti spezza il gioco ti fa perdere il ritmo, ti fa perdere l'intensità, ti fa perdere che ci credi di più e quindi sono stati bravi. Ognuno mette in campo i propri mezzi, fa parte del gioco, quindi ognuno, ripeto, con i propri mezzi fa quello che vuole. Prima di entrare in campo ho detto ai ragazzi che devono essere orgogliosi della squadra in cui stanno giocando e stanno lavorando. Marsala è una piazza troppo importante, quindi devono essere veramente fieri di avere questa opportunità perché per tutti noi è un'opportunità. E domenica abbiamo bisogno del 12° uomo in campo che sono i nostri tifosi perché insieme possiamo fare grandi cose. Sono convinto, sono sicuro. Sono anche consapevole che riusciremo a rendere felici questi ragazzi che hanno tanta voglia, ma anche noi abbiamo tanta voglia e quindi spero che vada bene. Le nostre qualità sono venute un pochettino meno, anche per demerito nostro, ma anche per merito comunque dell'Accademia che ha fatto una partita dura e ci ha messo in difficoltà sotto questo punto di vista. Un gruppo fantastico, veramente di brave persone e che mi hanno accolto, ripeto, alla grande. Meglio non potevo desiderare per le prime di campionato. Parto principalmente come centrocampista, mezzala più che altro. Mi posso spostare anche a fare il quinto sia a destra che a sinistro, quello è indifferente in base al mister. Poi, ripeto, in base a come il mister mi vede, comunque posso dare una mano alla squadra, io mi sposto. L'importante è che diamo un contributo alla squadra tutti.
principalmente io che sono uno dei più piccoli, quindi mi devo adattare. È una grande emozione perché alla fine sono arrivato qui da pochissimo e ritrovarmi subito una formazione titolare è stato un grande orgoglio, ma anche un modo di merito mio, nel senso che mi sono fatto titolare subito pronto e comunque il mister mi ha visto pronto per poter giocare questa partita. A livello fisico ero pronto, però arrivare dopo 3 giorni subito titolare e fare 90 minuti non è scontato, quindi voglio ringraziare il mister di nuovo e tutta la squadra.